dicevano che Agrigento non fosse pronta a un cambiamento. In realtà c'è un pezzo di città enorme che vuole lavorare per avviare una nuova fase. Una fase di competenza, di trasparenza e di buona amministrazione pubblica. Cioè, in teoria quelli che vedete alle spalle sono candidati nella stessa lista, in ogni lista che si rispetti c'è una competizione pazzesca. Questi qua dietro invece si fanno il tifo l'uno per l'altro, è una cosa bellissima, è una cosa pazzesca, fa capire lo spirito fantastico. Questa sede sarà sempre aperta, sarà un luogo del confronto, dell'ascolto e già questo è il frutto di una grande collaborazione. Ci siamo autotassati, abbiamo preso scope e palette e in meno di 48 ore abbiamo costruito un luogo che darà forza alla nostra proposta elettorale, perché è qui che parleremo del nostro programma, qui che ospiteremo confronti, dibattiti e riceveremo chiunque voglia venire a conoscerci. Noi abbiamo sulle nostre spalle il peso di una grande responsabilità e in testa a questa responsabilità e questo entusiasmo che è partito, che non si può più arrestare, non si può più fermare, è come un'onda che come controcorrente sta invadendo i cuori della città di Agrigento, una città che ha bisogno di essere curata. Crediamo oggi sia necessario abbattere quel muro che fino ad oggi c'è stato tra Comune di Agrigento e cittadini di Agrigento, perché i migliori input arrivano dall'ascolto, l'ascolto dei cittadini, degli imprenditori, dei professionisti, di chiunque voglia dare un contributo alla nostra città. Oggi quella rassegnazione si trasforma in azione. Il nostro momento è adesso. Viva Agrigento!